Anna Lucia. Anna Lucia, chiama, pigliate la medicina. E a che servono le medicine? Non voglio niente. Chiama, se non ho voluto fare con voi, almeno facete con figli vostri. Se no, Gennarino quando vengo, ma trovo malato e si piglia con. Chiama. Grazie, figlia mia, grazie. Oh, fuoco. E fiamma. È stata salvatora la picciata. Maria. Maria mia. Quando Maria si sposa, due ancioline le portano manto. Oh, fuoco. E fiamma. Maria. Aprite, sono Marcello Bello! Che si dice? Finalmente siete venuti. Perché? Voi hai parlato con Gennarino? No, niente da fare, non ho potuto parlare. Non c'è stato il direttore. O se no ci parlava, chi lo direttore è amica mia. E mo che lo dice a sta povera vecchia? Che lo sto aspettando come mio messia. Perché tu diciste che chi vinto carcere a parlare con Gennarino e le portava notizie sue. Io sa, c'è te l'ha detto, il direttore non ci sta, o se no ci parlava. Quello è amico mio, mannaggia. E io non dicevo fessarie, amico suo. Secondo me tu non l'hai viste mai, manca lontano. Si sta sparando nella pozza, si sta sparando. Per regola e norma vostra, io direttore, quando eravamo piccerilla, eravamo compagni di marciapiede e giocavamo sempre a guardia e mariuola. E tu facevo mariuolo? Si capisce che facevo mariuolo. Io avevo la vocazione del mariuolo. Artisti si nasce. Sì, l'artista robbisecolo. E mo che le conta a Anna Lucia? Non ti preoccupare, mo becchi, e poi stesso oggi vado a trovare Gennarina. Ho un mezzo che non può fallire per trasire in carcere. E chi l'ho? Un ministro della giustizia, amico suo. Bella, sempre spiritosa sei tu. E poi ti faccio appresi un parlo con Gennarino. Pure mio, ma tu Anna Lucia, però cerca di inventare qualcosa. Dici che sei stata tu Gennarina e che stiamo Non ti preoccupare, mo becchi, mi arrivi tu che ce fai. Vai. Donna Malia, hai visto? Buongiorno, donna Maria. Buongiorno, donna Malia. Buongiorno. Dormo con l'occhio aperto, donna Malia. Anna Lucia, casa Marcello e Carmelo. Buongiorno, donna Lucia. Buongiorno, Marcello. Buongiorno, come state bella, donna Lucia, fresca e tosta, complimenti. Si chiude a Gennarino. Come sono chiusa a Gennarino? Non mi dico direttore, appena mi ha vista mi è venuto incontro, mentre tutte le guardie stavano schierate sugli attenti. Sì, avanti suonava l'inno nazionale. A voi Fernier, fa cretino, sì o no? Si può fare. Dunque, il direttore appena mi ha vista ha detto, che vai trovando, Marce? Dico, no, veramente, vai a trovare un amico mio in tuo calcio, ma tutto quello che vuoi, in sotto ti fa, mi ha fatto accompagnare a Gennarino. Marcello. Ditemi. E come sta, oh figlio mio? Una bellezza, figlio questo sta una bellezza, pareva una morte scavata. Che stai dicendo, Zanna? Io parevo una morte scavata, vicino a esse che spruzzava salute da tutte le parti. Sì, solamente teneva il fosso in faccia e l'occhio ai pazzo. Che? E forse un bacio due che va. Fosse in faccia e l'occhio ai pazzi, non ne teneva, perché di solito chi sta carcerato tiene sempre il fosse in faccia e l'occhio ai pazzi. Invece Gennarino stava bello, russa e faccia, bella, anche russa, come a quando a uno la davano in un colpo apopletica e ghietto sangue. Pure tu sai cosa. Eppure subito. Stai dicendo che di solito quando uno sta russa e faccia, dove sono che cosa? O sta per ghietto sangue, o sta buona di salute, e Gennarino stava buona di salute. E che Darit ha parlato con l'avvocato. Come ha parlato con l'avvocato? E l'avvocato è stato chiaro, l'ergastolo. L'ergastolo non lo può pigliare, perché c'è sta il fatto della legittima difesa. Ma secondo l'avvocato Gennarino figlio, 30 anni. Ma che stai dicendo? Sai, 30 anni. 30 anni figli che ha ucciso non per legittima difesa. E invece Gennarino sta a posto, dopo processo esce a libertà, già facciamo. Povero figlio mio. Solo rindana cella. Goppano pagliariccio. Ma non
ci posso pensare. Ma che state dicendo, Nonna Lucia? Ma come voi state cagando una volta, Cello, Pagliarino? Ma quando mai? Che la Gennarino, ma i carceri sono cagnate. Stare in una stanza lusso. Te non bagna doccia. Mentre si può bagno si fa doccia, mentre si può bagno si fa doccia. Sapete anche se quello che sa da fare. Poi te una cucina con pipi gas, te un mucchetto per terra, o televisore a colore, o telefono. Ma che l'hai pigliato un grande hotel? Che esagerate un po', sì. No, veramente Nonna Lucia, mo che ci pensa, o telefono non lo tengo, no, perché il direttore una pava da bulletta e ce l'hanno tagliata. Mi dispiace, se no facevamo una telefonata. Madonna, fammi grazia. Possaccio, mi restano solo pochi giorni di vita, ma non permettere che io muore e non vedo figlio mio. Ma no, fa bella sta grazia. Mamma, ma che fai tu chiami? Invece sta lei. Lenti santezzi. Maria si sposa. E quando Maria si sposa, due angiolini le portano manta. Quando Maria si sposa, tutte le sciure della terra le fanno vestito. E voi chi siete? Siete spose Maria? Abbigliata per San Giuseppe. E se siete spose Maria, siete venuti troppo appresso. Maria non è pronta. Se sta misurando il vestito, fatto con tutte le sciure della terra. Facete una cosa. Tornate là. Tornate là. Vengo proprio chiucca. Perché, Madonna mia? Che peccato ci fa dire? Per me merita che sto castigo. Io ho due figli di te. E la ci pensa tutte e due. Io me ne vado. Sì, me ne vado, fa compagnia a loro, io vengo più tardi, tengo non sa che cosa fa. Voi pure tenete che fai, da chiacchiere, da ridere, vedete voi quello che volete fare. Ci vediamo più tardi, arrivederci e cento di questi giorni, tante belle cose. Essendo ogni momento la voce sua, chilla che voglio bene più da vita. Sono 10 ore che mo sta lontano, ma io l'aspetto, figlio mio, perché la ci abbraccia prima e pulita. Giorno che sto che ha vinto mi pare già una vita.
Mamma sta malata. L'avvocato mi ha detto che peggiora giorno per giorno. Sora va male, non scrive. Non si fa sentire. Già si sono scordati di me tutto quanto. Taglia la tela! Chi è? Sei tu che vuoi parlare con il direttore? Sì, son chi? E allora preparati. Come già metto, prac. Ultime notizie del giornale radio. Salvatore Coppola, il famigerato fuorilegge che tanto ha fatto parlare di sé per i suoi crimini, è evaso dal penitenziario di Procida. Corre voce che il Coppola si aggirerebbe per le campagne del Casertano. Intanto le forze dell'ordine gli stanno dando la caccia. Non mi voglio più sono scappata da galera, non per da libertà, ma per una ragione sola. Sta morendo mamma, che brutta cosa è fare fuori legge, morire in coppa una strada d'indo fango, e sentiamo voce mamma che mi chiama, senza poter fare niente ma se la fa. Voi brigadier, voi pure siete figli, e conoscete mamma che fate. Io sto morendo condannato a morte, non si rifiuta che la carcere qui. A casa mamma mia, ma vita compagnia, prima canzare luce, voglio sta non fa parità, vicino a morte simma tutto stesso, un occhio forte satta,